Roberto Trevisan, 27 anni di paese, quando ieri sera con la fidanzata decide di trascorrere una serata diversa al bingo di Treviso, non può certo immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Mentre la coppia si trova ai tavoli da gioco, all'improvviso nella sala si sentono alcune signore urlare. Una loro amica, 83 anni, è svenuta, colta da malore. Roberto allora insieme ad altre 4 persone si avvicina per capire cosa stia succedendo. Era seduta, l'abbiamo distesa e una signora mi aveva detto che non respirava. Io fortunatamente un anno fa avevo fatto il corso a lavoro di primo soccorso e so fare massaggio cardiaco. Dal momento che ho sentito che non c'erano battiti e quant'altro, ho proceduto a fare il massaggio cardiaco. Gli altri presenti, tutto intorno, assistono con il fiato sospeso in attesa che la signora si riprenda. Penso che ho fatto 90 o 120 compressioni. Dopo la signora aveva iniziato a tossire, si era ripresa, poi aveva avuto un'altra ricaduta e sono partito di nuovo con le compressioni e poi vedevo che era cosciente, rispondeva anche bene. Nel frattempo arrivano i sanitari del SUEM che trasportano l'ottantenne al cafoncello. Da quel momento Roberto non ha più sue notizie. So solo che si chiama Paola e mi piacerebbe rincontrarla o sapere almeno che sta bene.